Si è animata di entusiasmo, curiosità e passione l'Innovation Platform Eco Design e Sostenibilità di Manzano con la visita didattica lunedì mattina di ben 5 classi di quarta e quinta del Liceo Artistico Sello di Udine e 3 docenti di architettura e design dell'Arredo, invitati dal cluster Legno Arredo Friuli Venezia Giulia nell'area espositiva ed esperienziale dedicata ai materiali sostenibili. A metà mattina gli studenti hanno anche seguito le lezioni dell'architetto Alessia Dorigo di Studio Geza, che ha illustrato il progetto di riqualificazione dell'edificio in cui sorge la Innovation Platform di Manzano, appositamente ristrutturato per il nuovo utilizzo grazie al contributo della banca 360 FVG, socio del cluster. Una rigenerazione anche urbana, ha detto l'esperta, che introducendo con una piazza coperta esterna un collegamento tra Piazza Chiodi e l'ex piazza del municipio ha permesso un dialogo con il tessuto urbano, un luogo dello stare connesso e di qualità, aperto anche alla cittadinanza, che simboleggia lo spirito di una progettazione privata in sinergia con il pubblico. Particolarmente attenti ai temi dell'ecodesign e della sostenibilità, in particolare all'applicabilità di materiali ecosostenibili al settore del legno arredo, gli studenti hanno toccato con mano materiali ecosostenibili e innovativi, alcuni dei quali già industrializzati. I biomateriali esposti sono stati messi a disposizione da aziende del settore e della collezione internazionale di Aute Innovation Future Agency di Sasha Peters, founder e rinomato esperti di materiali e tecnologie in Europa. Le altre aziende coinvolte nelle esposizioni sono BASF, Catas, Connubia Calligaris, Krasevic, DVO SRL, Fantoni SPA, ICA Group, Ilcam Group, Inocram SRL, Next Technology Tecnotessile SRL e Passoni Design.